Ciao a tutti amici di FreeSpace, oggi siamo qui per approfondire delle cose, delle curiosità, ma anche per farvi vedere come la gente sembra che, insomma, che pensa, insomma, come sarà il nuovo GTA 6. Però anche cose che ha detto a riguardo la Rockstar Games e adesso insomma vedrete un po' di tutto. Ovviamente anche come tutto il resto, anche come Assassin's Creed Unity, Comet, non si sa molto, però abbiamo già qualcosa che potrebbe servirci. Allora, beh, prima di tutto non si sa se la grafica venga migliorata o se la grafica rimanga come quella di GTA 4, perché vogliono mantenere la stessa grafica, però rifacendo, diciamo, un po' quella cosa di GTA 4, di due storie diverse però questa volta, due, soltanto due. Queste due storie però non andranno ad incontrarsi. Se si vuole, in teoria si può, nel senso che si può riuscire a raggiungere l'altra persona dall'altra parte della città, però le due storie non saranno. Sì, insomma, una verrà fatta in un posto e una nell'altro, missioni completamente diverse. Questo ci riserva, insomma, la Rockstar Games. Adesso noi non sappiamo moltissimo, quindi appena avremo anche altre informazioni vi spiegheremo insomma che cosa abbiamo capito e vi faremo sapere. Allora andiamo intanto a vedere un po' di cose. Qui ci sono anche dei trailer, delle cose che poi vi farò vedere che ho trovato, anche molto simpatici. Come potete vedere sono più che altro tutte cose ancora inventate. Una cosa curiosa che ho trovato su Google invece è questa immagine di Grand Theft Auto 6, che praticamente sarebbe un'immagine di come una persona, sicuramente è così, non credo proprio che sia stata rilasciata dalla Rockstar Games, come le persone pensano che sia la nuova copertina del videogioco Grand Theft Auto 6. Allora, adesso vi farò vedere anche, insomma, beh, i Peggy devo dire che hanno fatto bene, l'hanno anche sicuramente compilato. Come potete vedere, Peggy è in HD, mentre il resto no. Quindi si capisce che è un fotomontaggio. Hanno preso delle immagini, le hanno caricate così, hanno messo la classica scritta e il gioco è fatto. Comunque, vedete, qui è in HD, qui no. Tra virgolette HD, insomma. Ho trovato un trailer curioso, andiamo a vedere magari anche su YouTube così si vede meglio. Vabbè, non importa, ce lo guardiamo qui. Su GTA 6 non si sa se questo è il trailer vero rilasciato dalla Ubisoft, scusate, dalla Rockstar Games, ma sicuramente non è quello reale, però noi ve lo facciamo vedere lo stesso. Parlavano persino di rifare nuovamente Grand Theft Auto Sant'Andreas con più qualità, però non si sa che cosa verrà fuori. Andiamo a vedere se qui c'è qualcos'altro di interessante, non credo proprio, però queste saranno cavolate che le persone si inventano.
un disegno per computer. Scusate, abbiamo copyright altrimenti, quindi mi dispiace, ma devo abbassare il volume. Beh, comunque ragazzi, questa qui è una macchina inventata, non è la vera auto. Vediamo questa qui invece se... C'è scritto beh, potrebbe anche essere, non credo proprio che sia quello reale, però comunque come grafica per un nuovo GTA potrebbe esserci. Sicuramente ragazzi è inventato perché ho visto un coreano che è uscito sicuramente, perché i coreani fanno sempre queste cose, quindi credo proprio che sia reale. Se fosse reale sarebbe dai abbastanza bello, alcune immagini ne hanno prese, sono reali alcune immagini, non so se avete notato, perché ci sono lasciati un po' troppo andare, secondo me. Per esempio questa qui è reale. Fanno un mix di immagini tra reali e finte. Quindi nulla è ancora stato detto su GTA 6, lasciamo questo qui per l'immagine. Quindi non si sa ancora che cosa potrebbe venire fuori. Quindi aspettiamo e speriamo che esca fuori un bel videogioco nuovissimo, innovativo e molto molto migliorato da GTA 4. Perché dico anche migliorato? Perché su GTA 4 io l'ho provato e ho notato anche molti lag, non lag ma cose fatte male. Per esempio quando siamo in inseguimento di polizia, le macchine della polizia ci compaiono proprio davanti alla faccia, quindi questo secondo me dovrebbero toglierlo perché è surreale al 100% che una macchina della polizia, se noi stiamo andando avanti, ci compare qua e gli andiamo addosso, quindi è impossibile. Quindi per oggi è tutto qui da FreeSpace con i trailer, tra virgolette, perché non sappiamo ancora se sono trailer veri oppure finti, quindi adesso aspettiamo, appena abbiamo nuove informazioni ve lo diremo subito. Ciao ciao a tutti ragazzi, iscrivetevi se volete avere altre informazioni, se possibile mettete anche mi piace e ci vediamo ai prossimi video.